Siamo giunti alla settima corsa, in 9 al via, Caruso Grad, Karatov West, Broni del Sauro, Bellatrix Font, Caramello Anan e Balsamo Leone in prima fila, Birbadal, Cindy DL, Cupido GSO in seconda, macchina che accelera, partiti con la velocità iniziale di Bellatrix Font che assume l'iniziativa e va a condurre nei confronti di Caruso Grad, poi Karatov West che si sistema in terza posizione in corda, anzi no, rimane di fuori perché all'interno rientra bene Caruso Grad e quindi Birbadal. Vediamo intanto in vantaggio sempre Bellatrix Font dopo 400 metri completati in 30 e mezzo. Tanto all'esterno la progressione di Cupido GSO e al passaggio davanti alle tribune Bellatrix Font sempre leader, Cupido GSO all'esterno di Caruso Grad, Birbadal in terza posizione affiancato ora da Karatov West. Se ne vanno gli 800 iniziali in 1 minuto e poco più. Sposta ora in terza ruota Karatov West, ma ancora lontano dalla testa, con Bellatrix Font che continua a guidare a discreta andatura. 1.15.4. Ora c'è l'errore di Cupido GSO mentre si lancia in mezzo alla pista Karatov West. Cavalli a 450 dalla conclusione, con in vantaggio sempre Bellatrix Font. In seconda posizione rimane Caruso Grad, poi Birbadal. Karatov West attacca, seguito da Cindy DL. Attacco a centropista del numero 6 Balsamo Leone, che nel finale prende il sopravvento e vince, mentre per il secondo è ancora Bellatrix Font che ha ragione di Karatov West. 1.14,5 di ragguaglio conclusivo, ma Balsamo Leone e Roberto Vecchione al triplo in giornata viene a vincere con bel piglio nel finale. Lo scatto in scia a Karatov West per passare poi nettamente in dirittura d'arrivo e piegare Bellatrix Font che sul palo è ancora seconda nei confronti di Karatov West. Il triplo per Roberto Vecchione, questa volta per conto di Salvatore Valentino e della signora Michela Rossi. Balsamo Leone, Roberto Vecchione, Salvatore Valentino, Michela Rossi.